Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con questo nostro spazio dedicato all'agricoltura calabrese. Oggi parleremo un po' anche delle difficoltà che incontrano i produttori, gli agricoltori anche dal punto di vista burocratico. Vedremo come supportare appunto i produttori della nostra regione. Parleremo di un interessantissimo progetto che si occupa tra l'altro anche di questo. Ne parliamo insieme a Giovanni Magliocchi, che è proprio il consulente del progetto che si chiama Evolab, giusto? Esatto. Ok, tra poco mi dirà insomma in cosa consiste, come si accompagnano gli agricoltori nell'informazione, nelle buone pratiche culturali, insomma di quello che si occupa il progetto. E poi saluto il nostro Nino Iannotta, il nostro esperto, che ci illustrerà proprio nel dettaglio quali sono poi queste buone pratiche, perché è sempre meglio ricordarle, perché proprio, dottore Iannotta, da queste buone pratiche poi abbiamo un prodotto di qualità, no? Se noi non facciamo un buon lavoro in campo, poi il prodotto finale purtroppo deluderà sia il produttore che poi anche il consumatore. Infatti abbiamo sempre detto che la qualità si costruisce in campo, quindi in campo ci sono tutti gli elementi da mettere in atto per poi arrivare, diciamo, al prodotto finale come prodotto di qualità. Si parte già dalla parte genetica, quindi dalla scelta della cultivar al momento in cui si fa l'impianto, che questa è una cosa molto importante anche per valorizzare il patrimonio olivicolo esistente, per esempio quello calabrese, che è di grandissimo pregio e anche di notevole entità. Quindi si parte da lì, però poi ci sono tutte le altre pratiche culturali che ciascuno per la propria parte contribuirà a rendere questo prodotto di qualità. Quali sono queste pratiche culturali? Sono quelle che riguardano la nutrizione, tanto per cominciare, quindi irrigazione e concimazione, che sono la parte, diciamo, essenziale del metabolismo della pianta, dalla quale poi noi ci aspettiamo i frutti. Poi c'è il mantenimento di questa situazione, quindi l'adattamento della pianta a queste condizioni, e mi riferisco alla potatura, di cui abbiamo parlato molte volte, ecco, bisogna dare alla pianta le condizioni per esprimere tutte le proprie potenzialità produttive, quindi questa chioma la dobbiamo conformare in maniera tale che possa catturare il maggior numero possibile di raggi solari per mettere in moto, diciamo, tutti i processi di fotosintesi clorofilliana, quindi tutta la parte anabolica del metabolismo. Per poi andare, diciamo, alla difesa fitosanitaria, che nell'anno, diciamo, bisogna stare attenti a questi parassiti che aggrediscono le nostre produzioni. Nel caso dell'olivo ci sono parassiti di diversa natura, perché ci sono parassiti vegetali, quindi malattie fungine, per le cosiddette patologie vere e proprie, qualche volta si presenta anche qualche virus e fitoplasmi, e poi c'è tutta la parte che riguarda gli artropodi, quindi la parte entomologica, i parassiti, gli insetti, che sono i maggiori artefici del grande danno che può subire una pianta d'olivo, a cominciare dalla mosca delle olive, ma sono tanti altri, poi diciamo bisogna stare attenti a tanti fattori, ne abbiamo parlato, per esempio come questi cambiamenti climatici abbiano cambiato anche i cicli biologici di questi parassiti entomologici e quindi hanno creato nuove condizioni con pullulazione di nuovi parassiti che prima erano
erano accreditati di essere secondari, invece adesso sono diventati molto pericolosi e quindi anche in questo bisogna fare questa difesa fitosanitaria, che è difficile perché poi abbiamo diciamo, dei limiti nel rispetto dell'agroecosistema, quindi nel rispetto della salvaguardia ambientale. Certo. E quindi diciamo, questa difesa va fatta entro questi ambiti. Per concludere, all'ultima parte della filiera agronomica delle pratiche culturali, che è quella della raccolta, la quale raccolta è importantissima, direi addirittura essenziale, proprio per la qualità del prodotto. Intanto come epoca, perché bisogna sapere perfettamente quando effettuare la raccolta e poi la modalità, ossia in che modo noi vogliamo effettivamente effettuare questa raccolta, evitando le tradizionali raccolte da terra, eccetera, perché noi sappiamo che sono oggetto di deterioramento delle olive e quindi a seguito del deterioramento delle olive anche il deterioramento dell'olio, e quindi bisogna staccarle dalla pianta con varie tecnologie. Oggi abbiamo delle macchine che fanno questo tipo di lavoro. Alla fine, per fare tutta la filiera con le buone pratiche culturali, è necessario che l'imprenditore, io lo chiamo imprenditore, non mi piace chiamarlo olivicoltore, men che meno agricoltore, perché penso che anche l'azienda agricola sia un'impresa e deve essere tale proprio dal punto di vista concettuale e culturale. Allora, questi imprenditori devono essere supportati, devono sapere che cosa devono fare e devono sapere come la ricerca si evolve e come ci siano le nuove soluzioni per questo tipo di problemi. E qui entra in gioco. È quello che in effetti fa questo progetto, di cui poi ci parlerà certo, fra poco il dottore Magliocchi, che praticamente va in campo a fare tutte queste cose che io adesso sto elencando, diciamo, per far ben capire ai telespettatori di che cosa stiamo parlando e di che cosa si tratta. Ma... Poi ovviamente non finisce fare il prodotto di qualità, non finisce il compito, perché poi c'è il controllo sulla qualità, c'è il problema della tracciabilità che riguarda sia l'origine del prodotto sia la qualità stessa del prodotto, e sono altri aspetti di cui ovviamente si occupa sempre questo progetto. Proprio ieri se ne è parlato di questo. Ma come nasce questo progetto? Ecco, quando è stato avviato e poi nel dettaglio sì, in cosa consiste? Il progetto nasce sul finire dell'anno scorso, ma del 2018, però parte da un'idea che sostanzialmente è una conseguenza di quella che è stata la PAC 2014-2020. Ovvero c'era un'esigenza di un OP dell'olivicola cosentina, che era quella di supportare i produttori olivicoli in particolare per quanto riguarda la tutela e l'avvio delle buone pratiche agricole in rapporto a una gestione aziendale consapevole. Mi spiego meglio. Con l'avvento della nuova PAC si predilige, come diceva prima il dottore Iannotta, non più il semplice produttore agricolo, ma si tende a qualificare tutto il settore, sia quello olivicolo ma sia il comparto agroalimentare in genere, e quindi anche gli investimenti che possono essere sostenuti da contributi pubblici tendono a privilegiare quelle forme strutturali che sono più verso un'azienda professionalizzata e qualificata. Sul nostro territorio, anche all'interno di questa OP, vi sono molte aziende e molte realtà che già operano in maniera professionalizzata, solo che in virtù di quelle che sono le prerogative della nuova PAC, questo ha comportato che un innalzamento dei costi per quanto riguarda la gestione dei cosiddetti criteri e obblighi della condizionalità. Che cos'è la condizionalità? Sostanzialmente lo dice la parola stessa, è sottoporre a condizione l'erogazione di un contributo pubblico a patto che l'imprenditore agricolo adempia determinati obblighi. Sulle focus area del PSR questi obblighi riguardano principalmente la tutela del territorio, l'adesione a regimi di qualità, quindi produrre ma tentare di produrre un prodotto di qualità che rappresenti l'eccellenza non solo per quell'azienda ma soprattutto per il territorio in cui essa opera. Inoltre anche una tutela della salvaguardia dell'ambiente in senso in generale e anche un miglioramento delle colture e una lotta fitosanitaria che sia soprattutto normata ma che non eccede e non sconfini rispetto a quelli che sono i canoni legislativi in materia. Questa esigenza è stata colta attraverso la realizzazione di questo progetto che non vuole essere un contenitore di convegnistica o solo degli incontri in cui
si parla della normativa agli agricoltori e basta, ma abbiamo messo insieme un'equipe di tecnici, io ho curato la parte diciamo, della progettazione, della ricerca dell'equipe di tecnici che adesso stanno portando avanti il progetto, che sono su vari ambiti. Noi abbiamo toccato ad esempio per quanto riguarda la qualità, l'adesione ai regimi di qualità e quindi soprattutto abbiamo focalizzato l'attenzione su quello che è ad esempio il disciplinare di produzione dell'IGP olio di Calabria, che per quanto riguarda il nostro territorio, come diceva prima il dottore Iannotto, essendoci una forte presenza della cultivar Carorea, che è la cultivar regina del marchio IGP, per mettere nelle condizioni i produttori agricoli e i produttori olivicoli che in particolare vogliono fare qualità, come conformare la propria azienda per produrre qualità sulla base del disciplinare. Ma oltre a questo aspetto abbiamo curato, e il progetto sta curando anche questo, e anche il discorso rivolto agli sbocchi che possono essere commerciali non della semplice vendita dell'olio, ma anche la commercializzazione legata a elementi nutraceutici. Mi spiego, attraverso l'apporto di un divulgatore il progetto sta portando avanti la divulgazione degli aspetti della tutela della salute attraverso l'uso consapevole dell'olio d'oliva, dell'olio extravergine d'oliva, ma soprattutto dell'olio extravergine d'oliva di qualità. Qui dopo il dottore Iannotta sicuramente sulle caratteristiche organolettiche, sull'altra nutraceutica, ma soprattutto abbiamo puntato l'obiettivo su quelli che possono essere i costi per un'azienda che vuole investire in questo particolare settore. Perché questo insomma è uno dei tratti dolenti. Poi, ma ecco. non solo, ma diciamo che quando prima parlavamo di condizionalità e di obblighi per le aziende, spesso oggi si stanno riscoprendo alcune pratiche culturali, che può essere la pratica del sovescio oppure per quanto riguarda anche la possibilità di riutilizzo degli scarti delle lavorazioni. Pensiamo al riutilizzo della sanza, ma al riutilizzo della sanza, attenzione, in azienda, non con il conferimento agli ambienti esterni. Attraverso sempre un altro tecnico che è impegnato nel progetto, proprio si sta riscoprendo il discorso della cosiddetta smart farm e soprattutto per quanto riguarda l'uso dei digestori anaerobici, che non sono altro che delle apparecchiature che possono essere dimensionate e cucite su misura anche da un punto di vista del risparmio dei costi, che permettono all'azienda agricola di produrre energia dal biogas, che potrà essere riutilizzata anche per alleviare quella che è la bolletta energetica dell'azienda stessa. Pensiamo a chi ha un ulivete o una serra, con l'utilizzo degli scarti ad esempio può alimentare la temperatura controllata della serra e non ricorrere all'uso del gasolio agricolo, quindi tutelare la biodiversità e non inquinare l'ambiente ad esempio. Quindi sono tutte informazioni, no, che vengono accolte, credo, con grande favore da parte del... Sì, stiamo avendo ottimi riscontri, perché questo progetto noi abbiamo fatto ad esempio un workshop di apertura, l'abbiamo fortemente voluto presso l'università, alla facoltà di agraria dell'Università di Reggio Calabria, e lì sono intervenuti anche, oltre a fra i relatori, io ricordo che c'erano molti grosse aziende che già producono a marchio IGP e che già commercializzano, ma soprattutto anche aziende che si affacciano per la prima volta, ricercatori, l'unità anche di ricerca sull'olivicoltura dell'Università di Reggio Calabria. E quando poi abbiamo iniziato ad andare nelle aziende, noi abbiamo già fatto un evento, se non ricordo male, un mese e mezzo fa, su Santa Sofia de Piro, presso un'azienda agricola. Noi non portiamo gli agricoltori ai convegni, andiamo a divulgare nelle aziende agricole, quindi non nelle sale degli hotel eccetera, ma andiamo sul campo, che forse è anche lo spirito un po' di questa trasmissione di agricoltura sostanzialmente. E la risposta soprattutto è quella, anche il nome che è stato dato al progetto Evolab, che sta per Extra Virgin Olive Oil Laboratory, vuol dire proprio dialogare con il produttore, con l'olivicoltore, far toccare con mano e spiegare, quindi ascoltare sul campo quelle che sono le esigenze e dare una risposta. Quando siamo stati nell'azienda di Santa Sofia de Piro, ad esempio, in quel caso abbiamo fatto delle prove pratiche di potatura con degli esperti potatori che erano lì della zona, e abbiamo fatto vedere come si pota l'olivo, cioè non abbiamo spiegato come si pota, ma abbiamo fatto vedere sulla pianta
quali erano le migliori tecniche culturali, con la differenza tra una tecnica tradizionale e la tecnica basopoliconico. Quindi non teoria ma pratica. Esatto. Poi, ecco. Per esempio anche nella giornata di ieri siamo stati invece sull'altopiano silano, e in quel caso abbiamo parlato, siccome lì oltre la produzione olivicola diciamo, è più rarefatta, ma lì parliamo anche del discorso dei seminativi, allora in quel caso dagli scarti della lavorazione il discorso della produzione dei biogas e delle energie rinnovabili, e soprattutto la pratica del sovescio e della semina sul sodo, che permette anche l'utilizzo di macchinari che spesso hanno un costo inferiore rispetto a quello delle normali attrezzature agricole che si usano in un'azienda agricola standard, diciamo. Quindi come cambia, no? Lo diciamo spesso, no? Anche in questo spazio dedicato all'agricoltura, no? Come è cambiato nel tempo il lavoro dell'imprenditore agricolo, quindi bisogna stare sempre aggiornati, ecco, perché insomma non è che si va soltanto a potare, si raccoglie l'olivo, Esatto. si trasforma poi in olio di oliva, però ci sono tante altre cose che il produttore deve fare. C'è anche una sorta anche di burocrazia, no? Nella gestione delle aziende, c'è la burocrazia che è uno dei mali un po' di tutti i settori, che continua purtroppo a frenare, e per l'agricoltura insomma credo che non sia diverso. No, rappresenta purtroppo, allora è uno dei costi più alti che non ha solo l'azienda agricola, ma che hanno le aziende in generale, quindi avere l'opportunità, non dico attraverso il progetto, ma attraverso ad esempio tutte le altre azioni che vengono poste in campo da un OP, come può essere quella dell'olivicola cosentina, è quella proprio di consentire attraverso un servizio di avere una riduzione dei costi, perché essere informati vuol dire sostanzialmente avere conoscenza dei vari processi e dei cicli produttivi, vuol dire poter agire per tempo e con gli opportuni strumenti in un determinato ambito, e questo si traduce per l'imprenditore in un risparmio economico. Quando prima si parlava di nuove tecnologie, un altro aspetto che viene curato nella divulgazione e che mi ha particolarmente colpito in prima persona, perché si sente parlare del cosiddetto termine blockchain o di tecnologia smart, eccetera, però non solo in agricoltura ma anche in altri campi, quando si sentono queste due parole sostanzialmente si rimane un po', io per primo rimango quasi sempre, dico sì, ci sono queste due belle parole, però poi nell'atto pratico nessuno mi ha mai spiegato, se io metto questi famosi sensori che cosa succede. A casa qualcuno si addentra nel fare queste operazioni di domotica, nel senso che con il cellulare alza e abbassa le tapparelle oppure regola le luci, però non si ha la tangibilità del risparmio. Attraverso uno studio che è stato fatto e che viene divulgato proprio con il progetto, è stato fatto l'esempio su una smart farm. Cosa vuol dire? Se io in un'azienda di 5 ettari, diciamo ad Uliveto, riesco a mettere una sensoristica adeguata, e quindi con un investimento che mediamente si attesta fra le 5 e massimo 10.000 euro, il numero, perché questo è il numero di sensori che serve fra valore dell'antenna e valore dell'attrezzatura che deve essere impiegata in azienda, più un minimo di formazione per l'imprenditore agricolo o per chi l'imprenditore agricolo decide di delegare. Con questi sensori io ho la possibilità di avere in qualunque momento, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, alcuni dati, quali ad esempio i valori dell'azoto presente nel terreno, i valori di umidità, la carenza o l'eccesso di acqua, diciamo, il valore di maturazione delle drupe, eventuali attacchi da parte di parassiti, eccetera. Facendo lo studio, questo si traduce, per quanto riguarda l'agricoltore, che sa in qualunque momento se una determinata parte dell'appezzamento di terreno deve essere concimato, o se è stato concimato troppo, se è necessario emettere o meno un prodotto fitosanitario. Questo si può tradurre potenzialmente in un risparmio su queste voci di costo all'interno di un piano economico dell'azienda agricola di ben il 30%. Mi spiego, solitamente un'azienda agricola, quando deve fare questo tipo di pratiche culturali, ha il suo tecnico, il suo agronomo, che gli farà o un piano di concimazione o un piano colturale, e solitamente viene fatto sulla base del ciclo medio agronomico di una determinata coltivazione, quindi è un dato empirico. Sulla base di quel dato solitamente si dice: guarda, in questo periodo, se effettui, prima di effettuare la raccolta, fai tot quantità di questo tipo di concime, oppure effettua questo prodotto fitosanitario, quando magari
per dove è ubicata quell'azienda, per quel particolare tipo di clima che c'è stato in quel periodo, pensiamo al clima di questi giorni, sì, infatti magari ne parleremo anche con il professore Iannotta. Quel trattamento non era necessario, o in un periodo in cui quel trattamento non è necessario, invece lì l'agricoltore doveva intervenire. Quindi si ha un risparmio dal punto di vista diciamo degli acquisti che l'imprenditore agricolo deve fare, e in più si segue il ciclo di maturazione del prodotto in modo anche che i quantitativi di produzione possono essere omogenei e possono essere, non dico standardizzati nel tempo, ma quantomeno si abbia una resa che può essere costante nel tempo e crescente. Aziende che lo hanno fatto, questo avviene soprattutto non tanto nel mondo dell'olivicoltura, per questo l'abbiamo voluta divulgare, sì, ma avviene soprattutto nel mondo dell'ortofrutta. Questo permette il discorso della corretta standardizzazione del prodotto che tanto piace e alla grande distribuzione, o comunque tanto piace a chi ha la necessità di mettere sul mercato quantitativi costanti e qualità costante, che altrimenti in maniera diversa per farlo avrebbe dei costi molto più alti. Quindi ancora sono poche le aziende smart per quanto riguarda... Realisticamente sì, sono ancora poche, sono perché c'è ancora un po' di diffidenza. Ecco, no, oltre che diffidenza c'è anche mancato fino a qualche anno fa la possibilità di intervenire con economie di scala nell'acquisto di questi prodotti. Mi spiego, con gli stessi sensori di cui parlavamo prima, fino a 5 anni fa l'investimento era quasi per 4 volte, quindi una piccola azienda, certo, alla fine non ha poi il ritorno, cioè il cosiddetto ammortamento che avviene nel tempo sarebbe stato troppo lungo. In questo caso un'azienda agricola di quelle dimensioni può ammortizzare questi costi nell'arco della produzione, diciamo in 3 anni riuscirà a ammortizzare l'80% del costo. Però anche è mancata forse questa informazione che voi cercate, state dando. Stiamo provando, noi insieme ad altri, perché ovviamente diamo al Cesare quel che dice, certo, voglio dire sicuramente, però noi stiamo spingendo particolarmente su questo tipo di ambiti, anche quando proponiamo, al di là di questa iniziativa specifica, quando facciamo consulenza alle aziende che vogliono fare nuovi investimenti in agricoltura, proponiamo a fianco agli interventi classici la possibilità nei PSR di inserire anche questo tipo di investimenti, anche perché sono quelli che sono poi visti con favore dal legislatore europeo, perché rientrano in una delle focus aree, anzi in più di una delle focus aree, nella 6A e nella 6C se non ricordo male, che sono quelle privilegiate dai fondi strutturali sostanzialmente. Quindi gli imprenditori vanno accompagnati anche in questo percorso? Vanno accompagnati, e dal riscontro che stiamo avendo questo tipo di notizie hanno avuto modo di carpirle nel corso degli anni, però quello che mancava era il collegamento con la loro realtà, certo, individuale. Nella mia azienda, esatto, mi conviene, posso farla, e quindi noi stiamo provando a indirizzare con casi concreti, a dare queste linee di indirizzo. Come dicevamo, dalla teoria alla pratica, esatto, poi ecco, perché poi alla fine bisogna essere concreti e pratici. Magari il progetto può essere meraviglioso, ma se non va bene per l'azienda, sì, insomma poi... Sì, guardi, su questo c'era stato ieri l'esempio, quando si è parlato del cosiddetto digestore anaerobico, cioè il discorso di riutilizzare gli scarti, ad esempio gli scarti della patata, nei digestori per poter fare l'utilizzo di biogas. C'erano molti che dicevano: ma io negli ultimi 5 anni ho conferito a grossi centri che avevano dei digestori molto ampi, quindi questi macchinari che hanno bisogno di materia organica per poter fornire questo tipo di elemento che è il biogas, però per i primi anni hanno avuto una resa, e quindi ovviamente chi è il digestore ha la capacità di pagare un determinato prezzo in base alla resa di quel digestore, però poi dopo un paio d'anni mi hanno sempre chiesto meno prodotto di scarto, quindi poi adesso non so cosa farne. Ma poi in questo esempio specifico c'è stato il caso che il tecnico che si occupa proprio dell'ambito del digestato ha proprio specificato: guarda che i digestori non sono tutti uguali, perché se magari tu conferivi il tuo scarto a un'azienda che magari prevalentemente accetta anche scarti della zootecnia, i batteri
che vanno a digerire quel tipo di scarti digeriscono, siccome sono degli esseri viventi, riescono a digerire facilmente quelli dell'ambito zootecnico, ma quelli dell'ambito ortofrutticolo, in particolare quelli degli scarti della patata, non riescono, perché hanno, tra virgolette, impropriamente, dico, gusti alimentari diversi, perché in base al prodotto che viene fatto digerire al digestore è necessario un determinato tipo di batteri. Io mi devo fermare perché devo dare la linea alla regia, c'è il nostro Enzo Leonetti, infatti, che è severo, ma torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con Giovanni Magliocchi, consulente del progetto Evolab, di questo interessante progetto, l'informazione, le giuste indicazioni che devono essere date agli imprenditori, insieme al nostro Nino Iannotta, al quale tra poco chiederò le nostre piante come stanno reagendo a questa primavera anomala. Però prima volevo concludere il discorso che avevamo lasciato un po' a metà prima di andare in pubblicità, il fatto della corretta informazione, no? Perché abbiamo detto che con questo progetto si passa dalla teoria alla pratica, perché si va a fare informazione nelle aziende. Ecco, magari in passato è mancato questo, quindi dicevamo prima che gli imprenditori devono essere accompagnati e consigliati bene. Il caso dei gestori ci stava facendo questa azienda, cioè uno deve dire sì, si può utilizzare. Sì, ad esempio lì è stato, poi è stato puntato, visto che c'è il caso specifico, il discorso di dire guarda, se un digestore viene alimentato con batteri che hanno la preferenza ad aggredire quelli che sono gli scarti molecolari delle patate, naturalmente la resa sarà più alta. Quindi il problema non era che il macchinario che non funziona, era che quel macchinario era tarato per un altro tipo di prodotto e non per lo scarto che veniva di quella particolare azienda agricola. Magari l'imprenditore ha fatto l'investimento, dice ma io non ho poi la resa. Lì parlavamo, nel caso dell'esempio di prima, parlavamo di un conferimento, io ho un buon prodotto, c'è un altro soggetto che ha l'impianto e quindi io vado a dare il prodotto a questo soggetto. Infatti si suggeriva, visto che lì era una platea molto ampia dal punto di vista delle dimensioni aziendali, era il discorso di magari, siccome lì sono anche sfruttati in cooperativa, fare in una delle cooperative, creare uno di questi tipi di macchinari, anche fare un impianto pilota e in base alla risposta che si ha poi decidere di fare un impianto cooperativo dove tutti i soci quantomeno hanno tutti lo stesso tipo di scarto e lo stesso tipo di prodotto. Poi per quanto riguarda quello che dicevamo anche prima, tralasciando adesso l'aspetto tecnico su cui magari non voglio dilungarmi più di tanto perché non ne ho le competenze, quindi più a livello di esempi pratici, ma proprio sul discorso di accompagnare le aziende agricole in quelli che sono gli obblighi di gestione della propria azienda. La maggior parte delle aziende agricole proprio in questo periodo sta concludendo la cosiddetta campagna della domanda unica e in quel caso è necessario indicare quelle che sono le coltivazioni sul proprio fondo e nell'indicazione delle coltivazioni del proprio fondo bisogna stare attenti al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quello della condizionalità, cioè stare attenti all'avvicendamento delle colture, soprattutto sui seminativi, o le cosiddette buone pratiche agricole, quelle che sono le operazioni culturali che vanno fatte in aziende e che vanno trascritte sul quaderno di campagna in sede di controllo. E quindi poi sulle buone pratiche agricole sicuramente il dottore Iannotta. Sì, adesso lo facciamo intervenire, però una mia curiosità, insomma abbiamo detto, lasciamo per un attimo questo interessantissimo progetto, però molti si chiederanno, questa primavera anomala, insomma abbiamo visto che ha fatto la neve in alcuni casi, insomma c'è pioggia, un giorno fa freddo, un altro giorno c'è una temperatura che arriva anche a 20-25 gradi, ma le nostre piante stanno soffrendo? Allora, escludendo diciamo, i grandi eventi, perché diciamo, quando si tratta di grandinate, cose eccetera, allora ci sono dei problemi, anche se anche per esempio i freddi primaverili sono particolarmente pericolosi perché le piante sono in ripresa vegetativa, quindi hanno riacquistato all'interno delle cellule l'acqua che avevano espulso per mettersi in sopraffusione durante l'inverno. E quindi sono più esposte, sono più delicate per così dire agli elementi in freddo. Ma tolti questi grandi eventi, per quanto riguarda il resto,
tanto malvagia la questione non è, se non quella di avere un pochino di ritardo nella fioritura, perché adesso siamo nell'epoca della fioritura. L'olivo per la fioritura è particolarmente sensibile perché la maggior parte delle cultivar sono autosterili, quindi hanno bisogno di essere impollinate. Questo significa che i fiori si devono aprire, quindi il periodo di fioritura, che poi dura una settimana e 10 giorni, non di più, si devono aprire nello stesso periodo di tempo i fiori femminili e i fiori maschili, altrimenti la fecondazione non avviene. Se non avviene la fecondazione non si forma il frutticino, se non si forma il frutticino non abbiamo produzione, e quindi è la catena di Sant'Antonio. Allora, diciamo, c'è un po' di ritardo e questo, diciamo, non depone molto bene, perché la fioritura più anticipata e meglio è. Comunque sia, diciamo, ancora le condizioni non sono tanto malvagie, si può sperare bene. Certo, bisognerà vedere che cosa accadrà successivamente, nelle condizioni climatiche, che stati avremo, che parassiti dovremo attenzionare, eccetera, eccetera. A proposito di buone pratiche, poi, a proposito di buone pratiche, ecco, questa è la situazione allo stato attuale, quindi grandi previsioni non si possono fare, per quanto, diciamo, tanto male la questione non è. Io volevo poi ritornare un attimo su questa esposizione che ha fatto il dottore Magliocchi sull'attività di questo progetto, che in effetti esprime 3 concetti fondamentali che noi più volte abbiamo affrontato in queste trasmissioni e che sono gli aspetti culturali attraverso cui ruotano poi tutte le cose. La prima è la sostenibilità, si parla tanto di agricoltura sostenibile, eccetera. Ma la sostenibilità non è soltanto una sostenibilità economica o una sostenibilità ambientale. C'è un altro aspetto della sostenibilità che è il più importante di tutti ed è quello che fa sognare gli imprenditori agricoli, che è la sostenibilità energetica, cioè la capacità di reimpiegare le energie prodotte nell'azienda e quindi praticamente arrivare a una produzione senza input esterni. È un po' l'estremizzazione dell'agricoltura biologica, laddove invece sono consentiti alcuni prodotti, sono elencati nella normativa e sono consentiti, però il sogno è quello di avere tutto naturale e quindi questa sostenibilità energetica. In pratica il reimpiego di tutte le energie che sono prodotte nell'azienda, quindi il sovescio, la triturazione degli elementi di potatura, eccetera, tutte queste pratiche qui. Il secondo che si evidenzia da tutti questi discorsi è quello dell'agricoltura di precisione. Anche di questo abbiamo più volte parlato. Quando si ha un sistema di informazione territoriale, una capacità di fare rete sul territorio e attraverso sensori raccogliere questi dati, poi magari anche elaborarli dal punto di vista informatico, si ha la situazione precisa del territorio in tutti i sensi. Per cui noi sappiamo se la pianta ha bisogno d'acqua, se è irrigata, eccetera, se ha bisogno di altre cose, e anche di fare i modelli previsionali di attacchi parassitari, che è una cosa importantissima perché sapere in anticipo è come una malattia dell'uomo, se tu lo sai prima e fai una diagnosi precoce, ovviamente c'è la terapia, la cura poi è più agevolata. Si dice prevenire è meglio, esatto, per curare. Esatto. Il terzo aspetto invece è, diciamo, la chiave di volta della nostra olevicoltura calabrese, a mio giudizio, che è questo degli aspetti nutraceutici delle nostre produzioni. Cioè i nostri oli sono potenzialmente capaci di esprimere delle sostanze contenute nell'olio che sono di grandissima importanza biologica ai fini del benessere del consumatore. Allora questo messaggio deve arrivare forte e chiaro al consumatore, perché è l'unico messaggio che ci consente di stare sul mercato e di superare la concorrenzialità, la competitività che ci viene da altri paesi dove la manodopera è bassissima e quindi ovviamente a noi ci mettono in difficoltà. Mentre invece su quel piano lì noi possiamo rispondere moltissimo. A questo riguardo io vorrei ricordare come il disciplinare IGP Olio di Calabria non solo sia dedicato alla salvaguardia dell'origine, quindi a queste certificazioni, ma soprattutto alla valorizzazione e all'effettuazione di questa qualità nutraceutica attraverso l'ottenimento di queste sostanze che si riferiscono agli acidi grassi, quindi all'acido oleico che è l'omega 9, poi l'omega 3, l'omega 6 che è l'acido linoleico e l'acido linoleico,
che sono fondamentali per prevenire alcuni tipi di malattie, soprattutto quelle cardiovascolari. Ma poi ci sono i polifenoli, ci sono le vitamine, ci sono sostanze antiossidanti e c'è un'ultima sostanza recentemente scoperta nell'olivo che è l'oleocantale, che è praticamente una molecola similare all'ibuprofene, che è un antinfiammatorio per eccellenza. Allora, nel disciplinare di produzione dell'IGP olio di Calabria sono stati previsti tutte queste cose, allora è importante che chi fa divulgazione e chi applica questi progetti, come quello che indicava poc'anzi il dottore Magliocchi, trasferisca al mondo produttivo questi concetti che loro non sanno, non saprebbero se praticamente non fossero costantemente informati e diciamo, tenuti in guardia rispetto a questo problema, anche perché loro inconsciamente non lo sanno, ma quello è il sistema che può farli uscire dalla crisi, è l'unica chiave che c'è. E quindi sono questi tre aspetti fondamentali che poi alla fine sono quelli che in pratica fanno loro quando vanno in azienda e vanno, diciamo, a effettuare questi interventi di supporto pratico a favore degli olivicoltori. Certo, insomma, proseguono questi incontri a proposito degli aspetti nutraceutici dell'olio di oliva. Mi veniva in mente che magari noi spesso andiamo a prendere quelle pillole magiche, no? Per avere il benessere, per avere una pelle più sana. Cosiddetti integratori, omega 3 e omega 6 ne compriamo quando ne vogliamo e ce l'abbiamo naturale nell'olio. Ce l'abbiamo in natura, però deve essere sempre di qualità, perché anche in questa azione di divulgazione è chiaro che il produttore si deve impegnare in questo, fare un prodotto di qualità. Infatti noi puntiamo soprattutto anche al discorso della divulgazione. Ho visto, siccome mi capita spesso di accompagnare i tecnici, diciamo, la reputo quasi una mia creatura, perché per quanto riguarda il progetto ne ho curato la parte di ideazione nei caratteri generali, non in quelli tecnici, però quello che vedo è soprattutto anche l'impegno nel promuovere quelli che sono i marchi di qualità, certamente in primis il discorso dell'IGP, ma anche la parte, non trascuriamo nemmeno la parte del biologico, anche perché il discorso della certificazione, il discorso anche degli adempimenti che deve fare l'azienda agricola per poter certificare in biologico, che poi al di là della diversità di disciplinari, però nel discorso controllo in azienda e tenuta anche del cosiddetto governo di campagna eccetera, sono analoghi. Varia quello che è il contenuto di come riempire questi documenti, ma la compilazione comunque è necessaria. Quindi guidare anche l'agricoltore e dotarlo di quegli strumenti e di quell'assistenza che permette loro comunque di fare qualità e soprattutto di dimostrare di aver fatto qualità. Perché spesso, io lo noto anche quando parliamo in generale con i produttori, qui anche fuori dall'ambito strettamente progettuale eccetera, poi così, ma è biologico, però chi ce lo dice che è biologico? No, guarda, è biologico perché non solo c'è un ente certificatore, ma a sua volta l'ente certificatore è controllato da un'autorità europea e questa autorità europea fa il suo ambito, cioè svolge il suo ruolo attraverso l'ASL, attraverso i NAS, eccetera. Quindi un ente certificatore non ha certo l'interesse a rilasciare tout court un certificato biologico solo per darne un fregio all'azienda, tenendo conto anche di una cosa, che l'informazione non deve essere data solo ai produttori agricoli, ma deve essere data soprattutto ai consumatori. Alla fine questo progetto si rivolge anche ai consumatori, certo, ed è un punto di incontro, perché il consumatore fa capire quelle che sono le sue esigenze, il produttore inconsciamente fa capire la propria metodologia di lavoro, perché questo è anche un dato molto importante, perché fa capire anche quel divario economico che c'è tra un prodotto che noi troviamo direttamente al supermercato o troviamo in determinati ambiti commerciali rispetto a quello che è un prodotto di qualità che magari su determinate catene viene posto magari non certo, sotto la dovuta luce, perché non ci può essere in questo momento un investimento economico da parte dell'agricoltore. Quindi far capire anche all'azienda, far capire anche al consumatore qual è l'impegno e quali sono i costi per avere quella qualità, alla fine rende il consumatore un soggetto consapevole di quello che sta acquistando e capisce anche il valore che c'è dietro quel prodotto, che è una cosa molto importante. Certo, questo è importante perché il consumatore deve sapere che se acquista un prodotto a basso costo non avrà la qualità, esatto, di un prodotto, però il consumatore poi è libero di scegliere. Assolutamente, purché la scelta sia consapevole, sa cosa sta acquistando. Ecco, cioè non è che vada ad acquistare un extravergine di oliva a 2 euro, è diverso dall'extravergine che magari supera che anche è un extravergine territoriale, certificato, di cui è certa la provenienza, perché sono entrambi dei prodotti commestibili, quindi certo, non stiamo parlando, certo, di prodotti fan, assolutamente,
Però lì anche al di là del discorso dei sapori eccetera c'è anche un valore nutrizionale aggiuntivo. È come prima ho sentito parlare di omega 3 quando di solito si fa ad acquistare il latte o si va ad acquistare anche l'acqua, quando si dice è ricco di omega 3, non voglio fare diciamo, pubblicità occulta, però ci sono alcune case che producono latte che hanno la linea del latte UHT convenzionale, chiamiamolo così per usare un termine tanto caro all'olivicoltura, il latte arricchito di omega 3, oppure se quando andiamo a fare la spesa in al supermercato noi guardiamo anche le bottiglie di acqua, hanno dei prezzi diversi, poi magari ci sono anche delle acque anche in realtà calabresi importanti che magari hanno dei valori di alcuni nutrienti in percentuale maggiore perché fanno bene alla salute dei neonati o alle neomamme ed può essere evidenziato perché sono certificati quei valori. Quindi il messaggio che si dà anche visivamente nell'esposizione della bottiglia e nell'esposizione del prodotto rende anche, tranquillizza il consumatore perché dietro c'è una certificazione, quindi è consapevole in quell'acquisto perché se vuole un valore aggiunto per la propria salute sa che deve pagare un prezzo più alto e lo paga ben volentieri. Per questo dicevamo il consumatore deve essere informato, poi una libera scelta. Assolutamente. Insomma, è chiaro che se preferisce spendere di meno ma sacrificare la qualità nessuno, però deve sapere che insomma non è la stessa cosa. Ecco. Sì, spesso accade anche quando si parla di mercati agricoli eccetera, il discorso di dire ma guarda c'è anche il discorso della crisi economica eccetera che certamente diciamo taglia una grossa fetta di consumatori rispetto ai prodotti di qualità, però vedo quando il consumatore è consapevole e quando c'è questo approccio diverso all'alimentazione eccetera, magari ci sono consumatori che vivono un periodo di crisi economica o comunque che non hanno una disponibilità economica per poter acquistare determinati prodotti che fanno un ragionamento sulla quantità. Mi spiego, se magari io devo acquistare un prodotto alimentare di una determinata marca che è convenzionale, di solito ne prendo 1 litro o 3 etti, magari preferisco prenderne 1 etto allo stesso prezzo, cioè spendo la stessa cifra, però ne prendo 1 etto o mezzo litro, però è quel prodotto che è di una qualità migliore e che magari fa bene alla salute. Cioè, è chiaro, noi sulla qualità quante volte abbiamo insistito, anzi continueremo ad insistere certo. Perché assolutamente bisogna far capire, certo c'è questo lavoro importante di informazione e divulgazione nei confronti degli imprenditori ma anche per i consumatori è importantissimo insomma, far capire quello che c'è dietro ad 1 litro d'olio, ecco, quanto lavoro perché poi abbiamo fattori climatici, abbiamo visto prima che insomma dobbiamo vedere adesso che estate ci sarà, c'è stata questa primavera anomala, poi dobbiamo vedere insomma l'autunno prima della raccolta che cosa accadrà, quindi già siamo soggetti, gli imprenditori sono soggetti ai fattori climatici, poi sono una serie di adempimenti, la raccolta, anche il modo di trasportare, vero? Il trasporto, la trasformazione, certo. Oltre che naturalmente tutta la parte commerciale del segmento della filiera olivicolo-olearia che è quella diciamo di imbottigliamento, di confezionamento e di commercializzazione e di conservazione quindi sono tutti però molti di questi elementi importanti ai fini nutraceutici come dicevamo prima, molti di questi elementi sono importanti anche per la conservazione dell'olio stesso. Per esempio i polifenoli, una bella quantità di polifenoli, per esempio nel disciplinare IGP olio di Calabria i polifenoli non possono essere al di sotto di 200, quindi diciamo una cifra abbastanza elevata. Sono di per sé anti-invecchiamento sulle cellule animali, quindi sull'uomo eccetera eccetera, ma riescono anche a mantenere l'olio che noi sappiamo diciamo, va incontro a deterioramenti nel tempo, a mantenerlo nelle migliori condizioni possibili. Quindi anche ai fini della conservazione queste sostanze più ce ne sono e meglio è. Quindi diciamo, di questo si devono rendere conto gli imprenditori olivicoli che loro questa cosa qui se la devono costruire. Perché noi sappiamo per esempio da che cosa dipendono dall'epoca di raccolta, le olive vanno raccolte prima perché sono più ricchi di oleuropeina, la quale oleuropeina è la molecola da cui si originano questi fenoli, questi biofenoli, queste sostanze fenoliche e quindi loro devono saperlo questo, così come devono sapere per esempio
che l'irrigazione va sempre fatta, diciamo, in deficit, per così dire, come una volta si chiamava irrigazione di soccorso. Non bisogna mai dare tutto quello che le piante richiedono, perché se no si farebbe il calcolo dell'evaporazione potenziale e della traspirazione, e quindi poi bisognerebbe dare tanta acqua quando la pianta ne richiede, e questa non è una buona pratica, perché poi alla fine farebbe abbassare il livello dei polifenoli. Quindi irrigare sì, soccorrere la pianta, evitare che vada in stress, soprattutto nelle estati come quelle di 2 anni fa, eccetera. Però sempre in deficit, cioè al di sotto di quello che effettivamente la pianta vuole. Questi sono tutti elementi che loro devono conoscere, i produttori, perché, ripeto, quella qualità che noi cerchiamo e che poi alla fine certifichiamo per aver rispettato i disciplinari e quindi marchiarli con la certezza di avere quelle cose, la costruiscono da sola. Però devono conoscere, devono sapere che cosa devono fare e quali obiettivi avere. E questo è fondamentale. Certo, tra l'altro, diciamo, proseguono anche gli incontri sul territorio, presto andrete anche al campo sperimentale del CREA, giusto? Sì, diciamo che possiamo anticiparlo? Assolutamente sì, anzi ne approfitto perché sicuramente il 23 di questo mese saremo in un'azienda olivicola che ha un'estensione quasi di 40 ettari, se non ricordo male, sicuramente 20 di impianto ci sono sicuramente, a San Giorgio Albanese, e successivamente programmeremo, ancora la data non è stata stabilita perché se ne sta occupando il comparto tecnico, certo. Ripeto, sono solo di ausilio. Andremo anche al CREA di Rende, proprio perché lì, sia per la varietà sperimentale che c'è in campo, è possibile in ambito olivicolo far toccare con mano anche all'azienda agricola, ma anche al consumatore, far capire quali sono le cultivar del nostro territorio, far conoscere quello che è il nostro territorio, e soprattutto, data la varietà che c'è all'interno, pur in uno spazio limitato, far capire che tipo di terreno è idoneo a quella particolare cultivar. Un esempio pratico in chi sta facendo nuovi impianti, soprattutto con gli investimenti che sono con i piani di sviluppo rurale, è dire: voglio fare un impianto olivicolo, mi hanno detto che dai dati agronomici la cultivar migliore è la Carolea perché ha una resa fantastica, cioè se io metto Carolea faccio quintali e quintali di olio. Allora quello è il dato agronomico, però se il particolare tipo di terreno su cui viene messa la pianta magari presenta delle caratteristiche che è più facilmente attaccabile dal punto di vista dei parassiti, oppure l'esposizione al sole non permette lo stato vegetativo di quella particolare cultivar, allora non conviene magari mettere la Carolea, mettere una cultivar che, almeno da quello che mi dicono i tecnici, viene definita tra virgolette povera, che sarebbe nelle zone nostre la Roggianella, perché diciamo è più piccola, però è una cultivar particolarmente resistente. Allora in un terreno che magari è più insidioso si può avere un olio di qualità e con dei quantitativi costanti, magari più con la Roggianella che non con la Carolea. Quindi l'informazione generica che ha chi vuole fare questo tipo di investimento può risultare sbagliata se non viene applicata sul campo. E quindi il CREA sicuramente ci darà questa possibilità di divulgazione. Noi purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, grazie davvero a Giovanni Magliocchi, grazie al nostro Nino Iannotta, sempre per i preziosi consigli, le chicche, no, che ci dà in ogni trasmissione. Grazie davvero, e grazie come sempre a voi, alla prossima, arrivederci.